Ultimo collegamento in diretta. Sì, su questi schermi. Su questi schermi. Da questo stupido hotel a Le Cannet, vicino a Cannes. Tra un minuto partiremo, destinazione Italia. Amore, ma dobbiamo tornare se vogliamo fare le valigie per l'Irlanda. Vacanze finite. 15 giugno 2018. È l'alba. Si parte per la Spagna. E qui inizia l'avventura dei signori Bonaventura. Prima sosta, siamo vicino a Genova, prima sosta dopo più di 3 ore, abbiamo fatto quanti chilometri? 366 chilometri, pisciatina e caffettino. Sosta in Francia, seconda sosta, ore 13, percorsi 740 km, ne manca quanti? Eccetera. Adesso mangiamo. No, mi sa che non ti ha sentito perché si è attivato adesso. E il primo pranzo in terra straniera, aveva appena detto il mio amore. Esatto. Melone e tramezzini appena fatti fora. Abbiamo trovato questa area di servizio in mezzo al verde, carina, simpatica. E adesso io vado a fare un download. Quando scarica, si dice download, no? O upload, no, upload è quando carichi, ma io devo scaricare. Abbiamo già fatto. Ed ecco la mia cameriera personale con servizio a domicilio. Cosa è successo? Mi sono dimenticata che qui il caffè è questo. Ah, caffè schifoso. Se lo bevi coi denti stretti diventa stretto. E non gli hai detto espresso? Alla macchinetta? La macchinetta non parlava? No, aveva dei disegni con delle tazzine che non si capiva perché. Infatti questo fa un po' più schifo perché il primo l'ho beccato solubile. Ah, bene. E questo è in grande. Bravissima. Fa sempre schifo. Vabbè, dai, ci adeguiamo. Sì, dai. Pazonza. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Ciao. Terza sosta. Mancano 300 km a Barcellona. Sì, il prossimo ci siamo. Andiamo a prendere un caffè, dai.
8 e qualcosa siamo finalmente arrivati a Barcellona. 14 ore di viaggio, soste comprese, 1236 km, ma siamo arrivati freschi come una rosa. Due rose. Insomma, Furosi. proprio freschi no, comunque sono sia straccotti, andiamo a mangiare. Mentre ci guardiamo Spagna-Portogallo, ci beviamo 2 birre e facciamo la prima cena in Spagna. A base di cibo tipicamente spagnolo. E comunque va così. Campeggio vicino all'aeroporto, un aereo che si alza ogni 2 minuti e mezzo circa. Speriamo di dormire stanotte. Io dormo. Io mi metto i tappi. Eccoci qua, prima mattinata a Barcellona. Questo signore mi ha fotografato la moto, lo sta fotografando. Un'altra. No, cioè, 10 euros. 10 euros. 10 euro per fotografare. From Japan? Talis. Talis? Tongguo. Ah, l'isola Tongua. Tongua Islands. Vai. Eccoci qua, pronti per partire. Ride. Cosa c'è pa 10 euro, tu hai visto? Molt bé. Moltes gràcies. Eccoci sulla Rambla. Sai che vuol dire? La Rambla. Vuol dire sabbia. Rambla vuol dire sabbia. Sì, è arabo. Che qua scorreva un torrente una volta. L'ho letto prima. Lo impedivo. Bene. Sono contento. 3-5 euro. Sì, ma Non è che finito tutti, appena arriva. ma un giorno di questi mi fermo qua. This perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Wind is a gentle breeze. Ecco, questa era la cattedrale di Barcellona, Sì, Santa Eulalia. gotica.
perché questa è la cattedrale vera di Barcellona, non la Sagrada. La Sagrada quando via finirà forse. Dipende se gli danno una reliquia da tenere dentro, se no. Barcelona, it was the first time that we met. Barcelona, how can I forget the moment that you stepped into the room, you took my breath away. Barcelona. Let the songs begin. Primo pranzo a Barcellona e birra non manca mai. Ora il problema è abbiamo mangiato e abbiamo sonno. Andiamo a visitare le cose o andiamo a dormire? Dormiamo un po' prima. Dormiamo un po'. Io voto per dormire. Dopo andiamo. Vabbè, dormiamo. La pennichella. Ecco la turista per caso. Ecco la nostra eroina, le prese con la scelta dell'adesivo da attaccare sulla moto. Poi che becchiamo anche il magneto. Becchiamo anche il magneto. Compra, compra. Eccoci al mercatino del Porto Vecchio. Tutte scarpe. Dopo ci lamentiamo noi dei mori, ma qui è pieno di mori, venditori abusivi. Tutti prodotti rigorosamente originali come queste Nike. C'è qualcuno in spiaggia, un bagnino impegnatissimo, parcheggi di moto ovunque, ma Goldwing neanche all'ombra. Andiamo sulla teleferica. Dai. Sì, Deve scendere e farsi mangiare. esatto. Lasciamo il post di questo messaggio perché non si sa se torneremo vivi. Stiamo per prendere la teleferica per Montjuic. Montjuic come si chiama? Monticolo. Monticolo. Oh, per carità! Oh, mamma! Ja, kiesla.
Eccoci al fine della teleferica ai giardini di Montjuic. Ma che roba! Impressionanti, le radici degli alberi. Chissà che alberi cos'è questi. Saranno baobab o baob? Non si sa. Vedremo. Ecco una bellezza locale. Ah no, è una statua. Ecco quella è la torre, come si chiama? Arbag, qualcosa del genere. Il mio amore ha detto che sembra un enorme, non dico cosa. Pallottola, cartuccia, ogiva. Cosa avevate pensato? Dopo un'estenuante salita siamo riusciti ad arrivare finalmente al castello di Montjuic. Eccoci. Siamo riposati, abbiamo bevuto qualcosa al bar. Abbiamo visto il gol della Danimarca. La Danimarca sta vincendo contro il Perù 1-0, ma non è ancora finita. Non è mai finita. Adesso torniamo sulla Rambla. Sì. Perché stamattina abbiamo deviato via per vedere il quartiere gotico. E sì che praticamente dobbiamo ancora vederla. Adesso andiamo in fondo al monumento di Cristoforo Colombo. Sì. E dopo facciamo la Rambla. Sì. 1120. Verso piazza di Catalogna. 1120 metri. La Rambla. Più di 1 chilometro? Sì. Ma sarei anche stufo però. Ma la corso se vuoi. La mia cena di stasera, un astice gigantesco. Barcellona, città fantastica. Passeggiate, marciapiedi ovunque, pista ciclabile enorme. Tratti per dormire ovunque. Verde dappertutto. È il monumento a Cristoforo Colombo.
Ah, rieccoci sulla Rambla, Vediamo se stavolta presidiata dalla Mossos da Squadra. Vediamo se riusciamo a percorrerla. Artisti di strada. Oh, finalmente una Goldwyn. Ah no, cavolo, è la nostra. Dai, ciuccia. Allora, serata finora è da un giorno, più di un giorno ormai che siamo a Barcellona e abbiamo mangiato di beep, evito dire mierda, e metto direttamente il beep. Perché la pizza ieri sera faceva la pizza era surgelata. cioè faceva beep, il fritto che ho mangiato oggi io lo sto digerendo adesso. Tu invece hai mangiato bene? Le mie sceppe erano buone, quelle Vabbè, allora stasera sangria e paella. Vedremo. abbiamo tante aspettative, tanta fame. Vedremo. Cin cin. Ci è andata bene, abbiamo mangiato bene, bevuto sangria, mangiato paella buonissima. E adesso il proprietario del ristorante ha voluto omaggiarci con questi due bellissimi bicchieri di prosecco con la fragola. Il problema è che fuori dal ristorante c'è la Mossos da Squadra, la polizia locale, che ci aspetta con l'etilometro. Però siamo informati che qua in Spagna fino a 1,2 è sanzione amministrativa, oltre 1,2 diventa penale, quindi pensiamo di rientrare in quell'1,2, insomma, il limite massimo consentito per... Vabbè, vedremo. Che Dio ne amanda buona. Guarda, ai 6 di mattina già qua cica in bocca. Sono le 10. Però per l'effetto del fuso orario è come se fossero le 6. Non c'è il fuso orario. Cioè siamo fusi ma non c'è l'orario. Però Seconda colazione. Siamo fusi. Seconda colazione a Barcellona. Adesso oggi tutta giornata a Gaudì. Sagrada Famiglia, Casa Milò, Casa Batlló, Milà, Batalà, Cricò, Giardini de Gaulle, come si chiama? Gaillet, Gallò, Buell. Però oggi, terzo giorno a Barcellona, siamo arrivati all'Arco di Trionfo. Eccolo lì. Volevo dire, che meraviglia che è a Barcellona, l'Arco di Trionfo, e poi ti giri e guarda là. Che meraviglia.
Miliardi di biciclette a noleggio. Un altro dei tanti parchi di Barcellona. Il mio amore non mi trova più, crede che mi sono perso. Mi sta cercando. Vigili urbani che pattugliano il parco, gente che fa yoga. Questo non è il cane di Men in Black. È un alieno, non è un cane questo. Non ho più un amore su. What's been lost along the way? Look for the promised land and all of the dreams we share. How will we know when we are there? How will we know? Qui fra le tante meraviglie di Barcellona, ovviamente ce n'è una che le supera tutte, eccola lì, però noi continuiamo con il nostro Gaudi Tour. Gaudi Tour. Che no, non c'entra niente questo, cosa guardi? Ma Non è questa casa Batlló, non continua di qua, è quella là. ha solo il primo pezzo. È quella là, andiamo a vederla.
dopo la casa Batlló, ecco la casa Milà, sempre del calmato de Gaudì. L'ascensore della Pedrera, casa Milà, questo sono io, queste sono le cinzie, si mi vedono tante, non si è bloccato, mamma mia che luce. Questo io. Sarebbe questa la casa fatta di panna montata che dicevi te, che sembra panna montata. Fatti ma sono i comignoli questi, fatti con le bottiglie rotte. Da ridere. Secondo me quello lì è lo sponsor di una casa di medicinali, è un super suppostone. Vabbè, l'ho già fatto. Boiler. E siccome non siamo ancora stufi, concludiamo la nostra giornata dedicata a Gaudì con la visita al Parc Güell o Buell? Buell? No, Güell. Güell, Parc Güell. Siccome cammina poco, tutto un po'. E ora un giro al parco, il capolavoro di Gaudì, Parc Güell. Bah. Vedremo se ne vai appena. Sì, ya che bello. La lavanda che ti piace tanto. Hai trovato una fonte di ispirazione per il tuo giardino? Perché ti faccio le panchine fatte così? Sì, vedi che sono anche anatomiche. Sono anatomiche, sì. Con la rotondità. Fiadurette però ragazzi. Anche i portafiori così, portavasi, alti così, Sì, dopo ci mettiamo. con l'aloe vera e falsa.
piace? Me ne fai uno? Così dove? In camera da letto? Vabbè. In poggio una videocamera questa. Non sto facendo foto, sto riprendendo. Fai versi, fai muovi. Scorpacciata de Gaudì è lo spettacolo incomparabile della Fontana Magica. Lo spettacolo Siamo incomparabile, bellissimo. Sì, lo spettacolo incomparabile del fuoco. Sì, infatti, stavo dicendo se mi lasci finire e vuoi sempre parlare Perché avevo fame. Siamo tornati da Luigi, la trattoria di ieri sera, perché ci siamo trovati bene. Ecco qua. Inquadriamo, ecco. Bruschettina, perfetto. Cameriere che parla perfettamente l'italiano. Ah, non è nostra. E domani mattina, dunque sono le 11 di sera. Che ora è? 11 e
abbiamo ancora da mangiare. Ora locale 23:14, ora di casa 23:14. Ah, quindi stesso fuso. Domani mattina togliamo le tende e ci dirigiamo verso Valencia, dove contiamo di arrivare in giornata, in serata. Non so perché non ho visto il programma, quindi Vabbè, comunque mangiamo.